Sportivi siciliani e telespettatori di Gold 78, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda ogni martedì sera alle 21 per parlare di calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. È stata una domenica importantissima, soprattutto nel campionato di Serie D, pertanto apriamo i battenti e andiamo a scoprire quello che è successo nel girone I, che comprende Sicilia, Calabria e Campania. Un campionato, quello di Serie D, molto intrigante, c'è la conferma del Palermo, guardiamo subito il tabellino di questa 23esima giornata. Biancavilla batte Palmese 1-0, Castrovilla ribatte Troina 5-1, FC Messina batte Nola 2-0, Marina di Ragusa e Giuliano 1-1, Marsala batte ACR Messina 1-0, Roccella Savoia 0-0, Città di Aciriale batte San Tommaso 1-0, vittoria del Palermo 4-2 contro la Cittanovese, vittoria anche del Licata in casa 5-1 contro il Corigliano. Guardiamo la classifica con la conferma del Palermo, in testa con 57 punti, 50 per il Savoia, 42 punti FC Messina, 40 Giuliano, 39 Città di Aciriale, 38 Licata, 37 il Troina, 35 il Biancavilla, 32 Cittanovese, con 30 punti ACR Messina e Nola, 28 per Castrovillari, 24 Marina di Ragusa, 22 Marsala e Corigliano, 19 punti per il Roccella, 17 San Tommaso, 11 punti per la Palmese. Diamo lettura del tabellino della prossima giornata, sarà la settima giornata di ritorno, domenica 16 febbraio 2020. Questi gli incontri: ACR Messina Cittanovese, Castrovillari Marsala, Città di Aciriale Roccella, Giuliano FC Messina, Nola Corigliano, Palermo Biancavilla, Palmese San Tommaso, Savoia Licata ed infine Troina Marina di Ragusa. È stata una domenica importantissima per buona parte delle squadre siciliane, in modo particolare per il Palermo, che con questa vittoria porta a 7 i punti di distacco nei confronti del Savoia, che invece ha pareggiato in casa del Roccella. Iniziamo con le immagini ed iniziamo subito con la bella vittoria del Licata 5-1 in casa contro il Corigliano. Sono ancora ai bordi del campo, stanno adesso proprio in questo istante facendo il loro ingresso in campo in un Dino Liotta abbastanza freddo, con presenze sicuramente inferiori rispetto alle ultime settimane. Evidentemente l'andamento del 2020 di questo Licata non ha portato i tifosi più scettici quest'oggi al Dino Liotta, sebbene l'orario delle 15. Carambola che va a favorire Catalano, che prova la prima occasione dopo pochissimi secondi. Il calciatore Scuola Napoli, ex Siena, con presenza anche in Serie A, serve Talamo, il suo tiro si perde la posizione defilata. Attenzione al Corigliano che ci prova dal limite, tocca il palo esterno con un rasoterra pericoloso. Il numero 2 Crispini, ex Acireale, Diaby la controlla, Diaby su due avversari su di lui, la lascia convinto, che si avventura verso il fondo, pallone che però è uscito. Palla che arriva a Civilleri, che aveva anche segnato, ma l'azione si era fermata perché il pallone, secondo il primo assistente, era uscito sul cross di Convitto. Civilleri serve a sinistra, Convitto, un altro 1 contro 1, Convitto rientra sul destro, Convitto, il tiro, il palo interno, non è gol a Cannavo, ma la palla è uscita, anzi no, è fuori gioco, palo interno. Da Deiemo serve sulla destra, Civilleri tagliato, Mazzotti, intervento salva risultato. Il cross di Adeyemo, pallone che esce però già fuori, alzato la bandierina il guardaline, l'azione si è conclusa, così come con il Biancavilla, con la rete del Licata, azione che però è stata ampiamente fermata. 35 metri alla porta del Licata, Esposito, il cross di prima a cercare Schena, che forse trattiene Daniello, ma non c'è fallo, palla che arriva a Cenci, il tiro a rimorchio, Cito, e la papera di Ingrassia e il gol di Cito. Ingrassia si è lasciato
lasciato sfuggire una palla debole e centrale, il gol del Corigliano. Prova a rispondere Licata con Convitto che tira, la blocca D'Aquino, ci ha provato dai 20 metri Convitto, tiro comunque non troppo potente. Il pallone di Mazzamuto, Convitto può entrare in area d'esterno, troppo sul portiere che in due tempi riesce a brancare la sfera. Allarga a destra per Adeyemo, può puntare 1 contro 1 con Capozzo, il cross tagliato, Cannavò! Ci arriva con un po' di ritardo, quindi palla che si perde sul fondo, con le spinte evidenti di Crispini che viene girato, Convitto! La ripara D'Aquino respinge, ancora Civilleri per Adeyemo, pallone in mezzo, libera, pallone filtrante per Cannavò che è in area al limite, deve girarsi, Cannavò ce la fa, Cannavò la mira, il tiro e gol! Cannavò! Il pareggio del Licata, arriva il pari con numero 9, dopo 5 giornate, il numero 9 torna al gol, esultanza un po' polemica, un po' di mani sulla bocca di Cannavò per dire state parlando un po' troppo, fatto sta, minuto 9, cambia il risultato, il Licata 1, Corigliano 1, ha segnato Antonio Cannavò, pallone di ritorno a Cannavò che in area alle finte, sulla gamba Cannavò, il Licata è in vantaggio, doppietta e ancora lui, Antonio Cannavò, cambia il risultato al minuto 60, Licata 2, Corigliano 1, Antonio Cannavò! Va Civilleri che prova a cercare via di fondo, va via, a due avversari, Civilleri D'Aquino sul proprio palo, palla per Catalano che la tocca soltanto, la manda Daniello per Convitto, ottimo il pallone di Daniello, Convitto al vertice sinistro, il tiro, Convitto, il terzo gol, arriva il terzo gol, 3-1 del Licata, il Licata che è entrato con la mentalità vincente e al minuto 65 cambia ancora il risultato, Licata 3, Corigliano 1, ha segnato Roberto Convitto, pallone in mezzo, Adeyemo, è il poker, il Corigliano è in ginocchio, ha segnato anche Adeyemo, è passato 1 minuto e 20 secondi. Convitto, il cross sul secondo palo, Cannavò e la tripletta, si porta a casa il pallone, Cannavò sale a quota 13, il Corigliano non c'è più, il Licata invece è sempre più in partita. Quindi giallo-blu che convincono contro un avversario non semplice in una gara neanche facile, visto che i giallo-blu erano passati sotto di una rete, ma poi il 5-1 non ammette repliche. Un Licata determinato che cerca ancora di agganciare chiaramente il treno dei playoff, così come anche il Città di Acireale che vincendo fuori casa contro il San Tommaso ha la possibilità di avvicinarsi sempre di più nella zona calda della classifica.
Importante vittoria per la squadra di Pagana, la squadra cese con questa netta vittoria fuori casa ha la possibilità di raggiungere il quinto posto solitario. Proseguiamo, Marina di Ragusa, Giuliano è finita 1-1, per noi c'era anche Lucina Nativo a seguire la partita. Stadio Aldo Campo in Selvaggio di Ragusa, 23esima curva del campionato di Serie D per il girone I. Il Marina, reduce dalla vittoria corsale al Franco Scoglio di Messina, ospitava il Giuliano che invece regolava per 3-2 nell'ultimo turno al De Cristofaro in rimonta in Roccella. Esame probante per la compagine rosso-blu che ospita quest'oggi la terza forza del girone. Marina Ragusa in netta risalita dopo le ultime due uscite con Palermo e ACR Messina. Giuliano invece dopo un girone d'andata molto complicato ha risalito lentamente la china della classifica. Possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Al terzo di gioco occasione del Giuliano, ma il pallonetto di Gennaro Esposito sorvola abbondantemente la trasversale della porta di Pellegrino. 2 minuti più tardi lamenta un calcio di rigore il Marina di Ragusa non accordato dal direttore di gara di Gubbio Giacomelli per questo atterramento ai danni di Baldè. Resta qualche dubbio dal nostro rallenti al settimo, palla in profondità per Orefice che calcia fuori col mancino. Minuto 14, fraseggia bene il Giuliano che riesce ad andare ancora una volta alla conclusione dal limite, ma Pellegrino salva il risultato con questo riflesso felino. Al minuto 18 sempre Pellegrino a farsi notare, questa volta bloccando a terra un tentativo più che pretenzioso da parte di Tarascio. Al 21esimo sussulto d'orgoglio Mazzaridaro con Veraghi che suggerisce in profondità per Baldè, il destro al volo e l'attaccante rossoblu sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 27esimo non potrà nulla però Mola sul mancino dal limite da parte di Mauro che infatti leva la sicura al sinistro e batte l'estremo difensore dei Trigrotti per il vantaggio della formazione di mister Salvatore Utro. Cambia il parziale all'Aldo Campo, la rete di Francesco Mauro, ancora un Marina di Ragusa che sorprende in questo girone I di Serie D. Non dovremo attendere molto per assistere alla risposta dei campani con Manzo che serve in profondità. Orefice è formidabile, Giuliano a sventare la minaccia, si scaldano intanto gli impavidi tifosi dei Trigrotti sugli spalti dell'Aldo Campo quando al 41esimo Veraghi illumina il gioco rosso-blu. Diop subentra in area di rigore, attende un po', poi vede sopraggiungere alle proprie spalle Baldè, atterrato anche in questa occasione. Resta qualche dubbio dal nostro rallenti, terminerà la prima frazione di gioco il brutto infortunio occorso a Manzo. Spazio allora alla Ferrara, un minuto di recupero concesso al direttore di gara di Gubbio prima che le squadre guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la rete di Mauro al minuto 27. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa che si apre con un cambio, infatti Calivà a rilevare il match winner Mauro sin qui. Marina che sin qui sta imbrigliando i Tigrotti, ma arriverà la doccia gelata per mister Salvatore Utro. Infatti azione convulsa in area di rigore, indica il dischetto il direttore di gara di Gubbio per questo atterramento più che dubbio. Infatti sembra essere lo stesso giocatore del Giuliano a commettere fallo. All'occasione allora Gennaro Esposito di presentarsi dagli 11 metri a tu per tu con Pellegrino. Ancora Esposito fa 1-1, l'eroe della rimonta su Roccella ancora una volta a segno. Prova a reagire allora il Marino col tentativo di Puglisi di servire il compagno di reparto Giuliano. Si spegne però sull'esterno della rete il suo tentativo. Secondo cambio con Bomber Mistretta che prende il posto di Baldè. Spazio anche per Reducci al minuto 77 in luogo di Sidibe. Poco più tardi ci sarà spazio anche per l'ex ACR Messina Cristian Suma in luogo di Diop. Non accadrà però più nulla allo stadio Aldo Campo, solo il triplice fischio del direttore di gara Giacomelli. Termina così, Marina di Ragusa e Giuliano si dividono un punto per parte all'Aldo Campo. Apre Mauro, chiude invece Gennaro Esposito. Mi trovo allo stadio Aldo Campo in contrada Selvaggio alla fine della sesta giornata girone di ritorno SD Marina di Ragusa 1, Giuliano 1. Una partita stupenda per noi per i primi 45 minuti, ma poi dal finale inaspettato. Allora adesso vediamo le varie interviste che ho realizzato proprio per voi di penalty. Con Ciccio Mauro, il nostro rossoblu, il marcatore che ha realizzato il gol durante il primo tempo. Innanzitutto complimenti, come è venuta tutta l'azione? Avevamo palla noi, un grosso in mezzo di Abbu, il difensore del Giuliano è rinviato, ci sono arrivato io prima sulla palla e ho tirato in porta, ho fatto questo bel gol. La stessa giornata di ritorno si conclude però con un pareggio, un risultato purtroppo inaspettato. Sì, un finale inaspettato perché non ce l'aspettavamo, ma noi continuiamo per la nostra strada. Noi sapevamo che c'era questo finale, sapevamo che era una partita difficilissima, giochiamo contro una squadra
terza in classifica, venuta a Selvaggio da terza in classifica, quindi sapevamo che questa partita sarebbe stata dura e in salita. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, forse il più bello in assoluto, quello anche meglio di Palermo. Abbiamo fatto un gol, siamo passati in vantaggio, il secondo tempo la squadra ha abbassato un po' il baricentro, ma fondamentalmente sapevamo che di fronte avevamo una squadra che l'avrebbe alzato. Dovevamo sfruttare meglio le ripartenze, però fondamentalmente loro nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta. Alla fine di questa partita abbiamo visto te, mister, con tutta la squadra avvicinarsi ai tifosi. Sì, noi li ringraziamo ogni domenica perché i ragazzi ci sostengono, ci aiutano, ci stanno vicini e quindi siamo molto uniti con loro. Quest'anno ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata e di conseguenza abbiamo bisogno del loro apporto, li ringraziamo perché ci sostengono sempre e capiscono che sarà un campionato fino all'ultimo respiro e quindi dobbiamo stare tutti uniti e continuare il nostro percorso che sappiamo che sarà un percorso affascinante, bello, in salita, dove dobbiamo cercare di dare tutto. È pur sempre un pareggio importante nei confronti di una squadra che in questo momento sta lottando anche nella griglia dei playoff. Quindi complimenti alla squadra di Utro. Proseguiamo. È andata male invece per la squadra troinese che torna da Castrovillari con una netta sconfitta, 5-1. Nella 23esima di campionato di Serie D, Mister Marra con l'infermeria sold out è costretto ad inventare una formazione tutta nuova contro il Troina di Mister Boncore. Ma malgrado ciò i ragazzi chiamati da Mister Marra fanno un figurone rifilando 5 gol ai siciliani. Prima dell'inizio del match la consegna di una targa in ricordo del dottore Di Diego, ex presidente e figura di spicco del calcio castrovillarese, consegnata dal presidente Agostini al figlio Ettore. La cronaca della partita ci porta al secondo minuto quando i padroni di casa passano. La ragione, servito di testa da Guarracino, si porta la palla sul destro e dal limite dell'area pesca l'angolino basso, niente da fare per Compagno, è partita subito in discesa per i rossoneri. La reazione degli ospiti nel sinistro di Saba che finisce alto sulla traversa. All'8° minuto Guarracino prova l'imbucata, anticipato da Compagno in uscita. Al minuto 12 lo stesso Guarracino, lanciato dalle retrovie, brucia nello scatto Raia e Berti e fulmina in uscita il numero 1 giallo-rosso. Micidiale la ripartenza del Castrovillari e gran gol del numero 9 rossonero. Seppur stordita dall'1-2 dei padroni di casa, il Troina prova a reagire. Al 16° Fernandez trova spazio sulla destra, il cross in mezzo del numero 9 giallorosso non trova Samba pronto alla deviazione. Al 19°, nell'ennesima ripartenza del Castrovillari, un indiavolato Guarracino semina il panico tra la difesa rossoblù. Compagno nel tentativo di fermarlo lo stende. L'arbitro in buona posizione indica il dischetto. Dagli 11 metri lo stesso Guarracino non sbaglia, Castrovillari 3, Troina 0. Prova a reagire il Troina, al 32° Saba alla palla buona per accorciare le distanze, il destro del numero 4 trova sulla traiettoria Zagari. Al 34° è Fernandez ad avere l'opportunità più ghiotta. Il numero 9 fa tutto bene, ma fa altrettanto bene il numero 1 rossonero che disinnesca il destro dell'attaccante rossoblù. Il portiere del Castrovillari si fa ancora apprezzare al 38° con un'uscita tempestiva su una incursione di Saba. Il tempo si chiude con una conclusione di Guarracino ben servito da Cangemi, neutralizzata da Compagno. Nella ripresa i padroni di casa hanno subito l'occasione per chiudere definitivamente il match. È il minuto 7 quando Fagundo lancia nello spazio Guarracino in posizione regolare, il bomber resiste alla carica di Berti e di destro firma la sua personale tripletta. La timida reazione dei siciliani al 12°, Saba pesca bene Fernandez che non aggancia. Al 17° è ancora Fernandez ad avere la palla a gol più importante. Il numero 9 riesce a scappare via ai due centrali, ma trova sulla sua conclusione a colpo sicuro uno strepitoso Zagari che si guadagna lo stipendio e pure la 13°. È un buon momento per gli ospiti che al 20° reclamano un calcio di rigore per atterramento di Saba. L'arbitro ammonisce il giocatore per simulazione. Al 26° Vona potrebbe scrivere il suo nome sul taccuino dei marcatori,
ma Compagno devia in angolo la sassata del capitano rossonero. Al 32esimo il Castrovilla arriva ancora in gol, Rosi subentrato a Guarracino ruba palla alla difesa siciliana per l'occasione imbarazzante e di destro fulmina Compagno in uscita. Cala la cinquina al giovane attaccante rossonero festeggiato dai compagni. La partita è ormai chiusa, ma il Troina vuole il gol della bandiera. Al 38esimo lo sfiora con Sabba. La rasoiata del numero 4 trova uno strepitoso Zagari che devia in angolo e poi al 42esimo lo trova con Palermo su calcio di punizione. Dai 30 metri il numero 8 rossoblu lascia partire un terra-aria che si insacca all'incrocio dei pali. Nei minuti restanti non succede nulla di rilevante, il Castrovilla ritrova la sua seconda vittoria consecutiva e mette nel mirino il Nola. Sconfitta per il Troina, ma vittoria per l'FC Messina 2-0 con il Nola. Guardiamo il servizio. Ben trovati allo stadio Franco Scoglio, dove l'FC Messina ospita il Nola, formazione di mister Ernesto Gabriele, reduce dalla sconfitta non senza polemiche contro il Palermo. Dall'altra parte il Nola è una delle formazioni più in forma del girone, 5 vittorie nelle ultime 7 partite. Tutto pronto allora a Franco Scoglio per il film del primo tempo. Fischetto rosa affidato a Maria Sole, Ferreri Caputi della sezione di Livorno, assistente Andrea Miramarco di Treviso e Pio Carlo Cateno della sezione di Foggia. Maglia azzurra per l'FC Messina, in bianconero il Nola. Partiamo col film del primo tempo. Al secondo minuto sventagliata di Guidadamo per Correnti, prova a mettere il cross dentro, Capasso in presa bassa, è un monologo dell'FC Messina nella prima parte di gara. Alessandro Marchetti su calcio di punizione impegna ancora una volta il portiere Campano che deve deviare il pallone in calcio d'angolo. Solo FC Messina che attacca adesso dalla sinistra, ci prova anche Brunetti che vede Capasso fuori dai pali, prova a beffarlo ma il portiere del Nola fa buona guardia anche in questo caso. FC Messina con un calcio d'angolo, Alessandro Marchetti a incaricarsi della battuta sul primo palo, prova a girare così Carbonaro, manda alto il pallone l'attaccante palermitano. Alessandro Marchetti ancora per Coria, attenzione, illuminante l'assist per Paolo Carbonaro che si presenta sulla sinistra, prova a incrociare col mancino, sfiora solamente il palo. Clamorosa occasione per l'FC Messina, clamorosa occasione per il capocannoniere giallorosso Paolo Carbonaro che avrà un'altra ghiotta chance poco dopo. Triangolazione tra Bevis e Coria, il francese prende il fondo, mette dentro, manda alle stelle Paolo Carbonaro. Da rivedere questa chance dell'FC Messina, il cross da parte di Bevis da 2 metri, Carbonaro non riesce a trovare il bersaglio grosso, poi Faella prova a scappare sulla destra, si vede anche il Nola in zona offensiva, spazio Faella, un paio di finte, poi il mancino in presa bassa Marone, ancora bianconeri dalla sinistra, stavolta con Giliberti che pesca Capitan Guarro, l'out mancino sguarnito di copertura, attenzione a Guarro, prova questo traversone, Maggio, colpo di testa lento lento tra le braccia di Marone, era solo un fuoco di paglia perché l'FC Messina prende nuovamente il campo. Qui è Brunetti che prova a passare, riesce a farlo anche grazie ad un rimpallo, Carbonaro stoppa, prende la mira, Capasso, una grandissima parata e la sfera termina in calcio d'angolo. Dal corner che ne segue Alessandro Marchetti mette in mezzo, arriva la zampata di Matteo Fissore e il vantaggio dell'FC Messina, un gol che mancava per il difensore ex Alessandria dalla gara interna contro la Cireale, un gol importantissimo che sblocca un match in cui l'FC Messina aveva già sprecato più di un'occasione. Non si placa però la forza offensiva della formazione di mister Gabriele che cerca subito il raddoppio. Qui infatti la sfera viene stoppata da Carbonaro col colpo di tacco a servire Bevis, mancino del francese, ancora a Capasso in presa bassa, calcio d'angolo per l'FC Messina, Marchetti qui da Damo la rimette dentro, Carbonaro non arriva per questioni di centimetri all'appuntamento con l'11° gol stagionale. Si chiude così il primo tempo, amici della Wii Sport, solo FC Messina Nola che resta a guardare. 1-0 fino a questo momento ha segnato l'inquadrato Matteo Fissore. Possiamo partire col film della ripresa che si apre come si era chiuso il primo tempo, sempre FC Messina a provarci, punizione lenta e radente di Alessandro Marchetti, nessun problema per Capasso. Arriva il primo cambio per mister Gabriele ed è un cambio importante, rivede finalmente il campo Ezechiel Melillo, assente praticamente da 4 mesi in casa FC Messina. Poi la sventagliata di Alessandro Marchetti per Correnti, ha un avversario davanti, serve Carbonaro con l'esterno subito per Correnti, sposta il pallone, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, ben appostato, massima punizione per l'FC Messina. Coria è uscito sul punto di battuta allora Paolo Carbonaro, partita praticamente stecata per l'attaccante palermitano che qui si fa anche
che neutralizza il rigore, ma arriva a ribadire in rete, è il più lesto. Sono 11 per Carbonaro in questo campionato, si scrolla via tutto addosso, uno dei periodi più brutti della sua stagione, e 2-0 per l'FC Messina. Può tornare a festeggiare l'arciere giallo-rosso. Attenzione ad Alessandro Marchetti qui per Carbonaro che trova Ezechiel Melillo, lo stop del numero 10 che qui con la suola se la porta sul mancino, ma Capasso fa una parata clamorosa e mette ancora una volta la sfera in calcio d'angolo. È scatenato Melillo, vuole il suo primo gol in maglia FC Messina. Alessandro Marchetti pesca nuovamente Ezechiel Melillo, l'ex Troina, salta in diretta avversaria, attenzione a Melillo, lo siede di nuovo Melillo col tentativo, Capasso riesce a respingere la conclusione potente ma centrale. Ancora cambi per mister Gabriele, fuori Carbonaro, dentro D'Ambros poco dopo sarà staffetta tra il 2001, Falco e Correnti, chance ed esordio anche per Riccardo Aprile. Per ultimo entra Pietro Junior Santapaola al posto di Brunetti. Avremmo voluto raccontarvi anche del gol del classe 2003 qui pescato in fuorigioco, il suo stop, il suo tiro all'incrocio, sarebbe stata una bellissima rete. Ma termina il match del Franco Scoglio, triplice fischio, l'FC Messina difende il terzo posto, torna alla vittoria, sono 9 in 12 partite nella gestione Gabriele. Football Club Messina atteso nello scontro diretto per la zona playoff dal Giuliano settimana prossima. Un cordiale saluto e alla prossima. Il segmento riguardante il campionato di Serie D si conclude qui, però prima, come al solito, arriva il punto di Simone Alibani. Gentili amiche e gentili amici di Penalty, ben ritrovati da Simone Alibani. Come ad inizio di ogni settimana facciamo subito il punto all'interno della trasmissione per ciò che concerne il girone I del campionato di Serie D. In particolare focalizziamo la nostra attenzione su quello che è successo alle squadre che occupano il vertice della classifica. Importante vittoria per 4-2 del Palermo in trasferta in casa della Cittanovese. Viene invece fermata sullo 0-0 il Savoia sul campo del Roccella. Da segnalare l'importante vittoria per 2-0 dell'FC Messina contro il Nola. Grazie a questo risultato infatti la formazione peloritana balza al terzo posto in classifica. E vediamola dunque la classifica. Come dicevamo, una vittoria fondamentale per la squadra di Pergolizzi che allunga di ulteriori 2 punti il proprio vantaggio sul Savoia. Sono adesso 7 infatti i punti di vantaggio che il Palermo ha sulla compagine di Torre Annunziata. Dicevamo dell'importante successo dell'FC Messina che adesso con 42 punti è la terza forza del torneo, torna ad essere la terza forza del torneo. Inseguono il Giuliano a 40 punti e la Cireale a 39. Vediamo anche l'ottima posizione in classifica del Licata che si sta pian piano riprendendo e in questa giornata la compagine siciliana ha vinto per 5-1, un risultato veramente importante contro il Corigliano per la squadra siciliana. Chiude il quadro della classifica il fanalino di coda Palmese. Facciamo un attimo il punto della situazione soprattutto in casa Palermo e in casa Savoia. Le dichiarazioni del tecnico Pergolizzi sono state chiare nel post gara contro la Cittanovese, 3 punti veramente fondamentali, ma non dobbiamo illuderci, il campionato è ancora lungo, dobbiamo mantenere alta la concentrazione di qui sino alla fine del torneo. Risponde a distanza anche il tecnico della formazione campana Parlato, che dice: sin quando la matematica non ci condannerà, noi abbiamo tutto il diritto ma soprattutto il dovere di crederci, anche perché dobbiamo ricordarlo, più in avanti ci sarà il big match a Torre Annunziata tra le due formazioni, un torneo che probabilmente potrebbe essere veramente deciso dai punti in palio in questa partita. Grazie come sempre per aver seguito il punto sul girone I del campionato di Serie D. Da Simone Alibani è tutto, ringrazio Roberto Lombardo e Salvo Tabita che hanno curato la parte tecnica, restituisco la linea ad Ettore Tortorici.
Grazie Simone, domenica prossima ci sarà un derby importantissimo tutto siciliano alla favorita tra Palermo e Biancavilla, tra l'altro che è stata la squadra che ha eliminato proprio il Palermo nella Coppa Italia di Serie D. Adesso voltiamo pagina, passiamo dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza ed iniziamo con il girone A. Siamo giunti alla 21ª giornata per quanto riguarda i campionati di eccellenza. Guardiamo subito i risultati del tabellino riguardante il girone A. Cus Palermo batte Pro Favara 2-0, Geraci batte Cefaledium 3-0, Parmonval batte Alba Alcamo 5-0, Acragas Canicattì 0-0, San Cataldese batte Don Carlo Misilmeri 2-1, Mazzara batte Oratorio San Cile e San Giorgio 2-1, Sporting Ballone Dattilo Noir 1-1, Monreale Castellammare 2-2. Questa è la classifica nella sesta giornata di ritorno. Dattilo Noir 51 punti, Canicattì 45, Acragas 43, San Cataldese 37, Gerace e Parmonval 35, Castellammare 33, Sporting Ballone e Mazzara 31, Don Carlo Misilmeri 27, Cus Palermo 25, Pro Favara 24, Oratorio San Cile e San Giorgio 17, Cefaledium 16, Monreale 10, Alba Alcamo 5. Si giocherà anche domenica prossima, domenica 16 di febbraio, questi gli incontri. Alba Alcamo Geraci, Canicattì Don Carlo Misilmeri, Cefaledium Acragas, Dattilo Noir Castellammare, Oratorio San Cile e San Giorgio Monreale, Pro Favara Parmonval, San Cataldese Mazzara, Sporting Ballone Cus Palermo. Iniziamo con la partita più importante, era lo scontro al vertice tra Acragas e Canicattì. Ci troviamo all'Estenedo dove va in scena il big match tra la seconda e la terza forza del raggruppamento A. Acragas contro Canicattì, formazione padrone di casa reduce dal pari contro la San Cataldese. Per il Canicattì è stata vittoria travolgente per 4-1 contro il Geraci. Prima chance in favore dei padroni di casa con il cross dalla sinistra, Gambino riceve in area, stoppa, prova questa conclusione e chiede subito il calcio di rigore. L'Acragas non lo accorda il direttore di gara, qui però gamba parecchio alta del giocatore del Canicattì. Al 13esimo rispondono gli ospiti, c'è una rimessa laterale da parte di Tedesco, allontanata, gira subito Vittorio Caronia, Iezzi ci prova, Paterniti in presa bassa al minuto 14 dalla destra, prova a sfondare l'ala per l'Acragas, cross, tentativo di Giovanni Biondo che si inserisce ma manda il pallone altissimo. Al 19esimo affonda Angelo Caronia, grande il corridoio per l'inserimento di Iezzi che è perfetto, va con l'esterno, sfiora il palo Peppe Iezzi e il Canicattì sfiora il gol del vantaggio. Partita che vive di fiammate, entrambe le squadre sanno quanto è importante la posta in palio. Al minuto 28 calcio di punizione per l'Acragas, pallone che viene sventagliato in mezzo, Cipolla, gran movimento del difensore che però sfiora solamente la traversa. Alla mezz'ora protesta in casa Acragas, punizione di Ligata, Sfera che riesce a passare, tentativo in girata in area di rigore, arriverebbe il gol ma è tutto annullato per posizione di fuorigioco. Complicato definire da questa angolazione se la scelta del direttore di gara fosse o meno corretta. Poi Angelo Caronia da spettacolo salta a due avversari, Paterniti in uscita gli dice di no, duplice fischio all'Estenedo. Amici della Wisport, 0-0 tra Acragas e Canicattì, pronti con il film della ripresa che si apre senza cambi, si apre al 54esimo con Cammareri che lancia così per Matera, il numero 9 deve fare a sportellate col diretto avversario, riesce a passare, prova a mettere in mezzo Angelo Caronia, ci abbatta così questo destro che però termina la sua corsa sul fondo. 65esimo, ancora un tiro dalla distanza del Canicattì, nessun problema per Paterniti. 69esimo, punizione delicata, Cipolla colpisce a botta sicura la traversa dell'Acragas, ancora il difensore il più pericoloso della partita. Occhio a quello che succede al minuto 70, doppia munizione per Greco, il direttore di gara non può far altro che estrarre il secondo giallo e allora rosso. Canicattì che chiude in 10 uomini negli ultimi 20 minuti. Al 71esimo però proprio la formazione di mister Romano ci prova, colpo di testa debole da parte di Angelo Caronia, parato da Paterniti, entra anche Fiore, esce Iezzi e poi il triplice fischio all'Estenedo. Non approfittano né Acragas né Canicattì della pari della capolista Dattilo contro lo Sporting Ballone, finisce 0-0. Un cordiale saluto e alla prossima. Vittoria importante della Parmonval, si è sbarazzata con un perentorio 5-0 dell'Alba Alcamo. Sentiamo le interviste post partita.
Una partita che diciamo, è andata in discesa subito sul gol che abbiamo fatto, su un infortunio da parte loro, lo scivolone del difensore centrale. Chiaramente Stasi ha fatto il gol e io penso che a quel punto loro hanno dovuto allargare chiaramente la linea difensiva perché dovevano cercare di recuperare e noi lì siamo stati bravi a cercare di fare girare la palla e trovare il buco e siamo riusciti a fare questi gol, avendo anche altre occasioni per poter essere il risultato ancora più ampio. Credo che chiaramente loro abbiano degli handicap, però devo dire che sotto l'aspetto dell'impegno i primi 20 minuti, prima non so se è stato il 20esimo il gol o prima, fino a quando non abbiamo fatto gol ho visto una squadra abbastanza compatta. Il risultato è stato netto e marcato, giusto ovviamente. Parmonval è bella squadra superiore, quadrata, compatta, noi squadra giovane, molto. Abbiamo fatto vedere i nostri limiti, le nostre carenze, secondo me soprattutto caratteriali. Onore e merito alla Parmonval che da 2 anni a questa parte gioca sempre con la stessa spina dorsale e ad averci dei giocatori così d'esperienza e bravi e intelligenti tatticamente. Non è andato oltre il pareggio il Dattilo Noir, fermato in casa dello Sporting Vallone. È finita 1-1. Sentiamo le interviste realizzate da Calcedonio Iacuzzo. Credo che la parola più adatta sia resilienza per questa squadra. Noi abbiamo toccato il fondo domenica scorsa e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, una squadra che quando vuole gioca a pallone. Quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande prestazione contro una signora squadra. Oggi abbiamo visto una squadra che ha iniziato a pressare dal primo momento, dal primo minuto, e ha attaccato bene la profondità, riusciva a giocare quando con palleggio, riusciva a fare delle trame di gioco importanti, quindi ho rivisto la mia squadra dove noi lavoriamo ogni giorno per cercare di migliorare e di crescere. Reputo che sia un campo difficile, oggi il Vallone ha fatto una grande prestazione, noi magari per certi versi ultimamente non siamo quelli che io conosco e oggi avevamo pure qualche assenza importante, Nigro, Rallo, qualcuno ha cercato che ha dovuto stringere i denti, ma questo non deve essere un alibi, anzi ci portiamo a questo punto, rimane tutto invariato, una partita in meno, ancora ci sono 9 battaglie e dobbiamo essere bravi a domenica a ripartire subito in casa perché abbiamo uno scontro difficile contro un'altra ottima squadra che è il Castellammare. Terza vittoria consecutiva per il Mazzara che vince in casa 2-1 nei confronti dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Al termine della partita abbiamo sentito Valerio Genesio, giocatore del Mazzara, e abbiamo pure sentito Dino Marino, l'allenatore del Mazzara. E poi a chiudere anche un pensiero del presidente del Mazzara che non nasconde sogni di gloria. Diciamo che con tutte le problematiche di inizio stagione, perché giustamente partendo in ritardo non abbiamo potuto fare il mercato che merita la piazza di Mazzara, la società nel mercato dicembrino si è dato molto da fare, abbiamo preso gente di spessore e nonostante tutto ero contento delle prestazioni, dei punti acquisiti prima del mercato di dicembre, perché comunque è una squadra che parte in ritardo, che chiude se non sbaglio a 20 punti genere andata, quindi in piena zona salvezza. Diciamo che ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno, di questo ne ero sempre
entusiasta e quindi andiamo avanti per il nostro cammino. Adesso diciamo che abbiamo fatto un salto di qualità oggi con questi 3 punti che ci proietta nell'altra metà della classifica e adesso diciamo che lavoriamo con molta più serenità una volta tirati fuori dalla zona salvezza. Possiamo ambire a qualcosina in più, ma ricordiamo che il nostro obiettivo è sempre la salvezza e passo dopo passo, partita dopo partita, daremo il massimo per dare quello che merita la città di Mazara, perché il Mazara non può stare nel lato destro della classifica. Io guardo sempre la classifica quella sotto. Io Mazara all'inizio aveva detto che ci dovevamo salvare. Dobbiamo arrivare a 40 punti e poi da lì in poi casomai guardiamo quella in alto. Per ora guardiamo sempre in basso. Abbiamo fatto 3-4 gare in maniera eccellente, siamo contenti, non mi esalto come dico sempre perché abbiamo fatto 10 punti, ma neanche mi deprimo quando le cose vanno male. Testa a San Cataldo, sono avanti, testa a San Cataldo. Domenica abbiamo uno scontro molto pericoloso. Oggi è stata una gara dove il Mazara ha meritato alla grande, in lungo e in largo. Loro hanno fatto un gol al primo tempo, ma è stato un errore del mio giocatore che è scivolato e Sciluffo si è presentato solo davanti agli altri. Il resto non mi ricordo un tiro in porta, tranne quella punizione dalla 3 quarti, ma Clemente ce l'ha queste cose, lo sapevamo. È un giocatore fantastico su queste calci da ferro. Dietro le spalle ci sono tanti sacrifici, voi lo sapete benissimo quanti sacrifici abbiamo fatto, quanto amore e quanta passione abbiamo messo per arrivare a questo obiettivo. Stiamo crescendo, vedo agli occhi di tutti, c'è un grande gruppo, oggi la vittoria la voglio dedicare veramente, credetemi, a questa città meravigliosa, che si rinnamora di questa squadra perché dietro le spalle c'è gente veramente che ama questa squadra e che vuole veramente crescere e far sognare a tutti noi. Quindi stateci vicini, sosteneteci, abbiamo bisogno dell'affetto di tutti perché raggiungeremo piano piano veramente degli obiettivi importanti. È tutto per quanto riguarda il girone A, voltiamo pagina e adesso parliamo del girone B. È stata solo una formalità la vittoria del Paternò 6-0 nei confronti di un malcapitato Atletico Catania. Guardiamo il tabellino di questa 21esima giornata. Real Siracusa Belvedere Città di Rosolini 1-1, Acicatena batte Ragusa Calcio 3-2, Paternò batte Atletico Catania 6-0, Città di Sant'Agata batte Gela 2-1, Giarre batte Carlentini 1-0, Sporting Club Palazzolo batte Mascalucia 1-0, vittoria del Santa Croce 4-2 contro lo Sporting Pedara, ha riposato Lenna. Guardiamo la classifica, soprattutto nella zona di testa pochi movimenti, vittoria del Paternò che porta 52 punti, adesso il suo bottino sin qui. Guardiamo la classifica, sottolineando ancora una volta la straordinaria stagione del Paternò in vetta con 52 punti, 46 Città di Sant'Agata, 44 Città di Rosolini, 40 per il Ragusa, 39 Giarre, 37 Sport Club Palazzolo, 31 Mascalucia San Pio X, 30 punti per il Santa Croce, 25 il Carlentini, 24 Real Siracusa Belvedere, 14 punti per Acicatena Sporting Pedara, 11 per il Gela, 10 punti per Lenna, un punto soltanto per l'Atletico Catania. Prossimo turno, settima giornata di ritorno, questi gli incontri. Mascalucia San Pio X Atletico Catania, Ragusa Gela, Città di Rosolini Acicatena, Città di Sant'Agata Giarre, Enna Sporting Pedara, Paternò Real Siracusa Belvedere, Santa Croce Sport Club Palazzolo, riposerà il Carlentini. Iniziamo subito a vedere le immagini, vittoria importantissima della Città di Sant'Agata a Gela 2-1.
Ottavo risultato utile e consecutivo e quarta vittoria di fila per il Città di Sant'Agata, che passa al Vincenzo Presti di Gela per 2-1 e si conferma seconda forza del campionato a 6 lunghezze dalla capolista Paternò. 3 punti importantissimi per i biancoazzurri guidati da Pasquale Ferrara, che riescono ad avere la meglio di un Gela che ha dimostrato di non meritare l'attuale classifica. Una gara costretti a riprendere su indicazioni del direttore di gara, il signor Orlandi di Siracusa, da una postazione certamente non congeniale, e quindi ci scusiamo anche con tutti voi per le immagini che non sono certamente delle migliori. Comunque si parte subito con il Città di Sant'Agata, che passa in vantaggio al primo affondo con Tiscione, che raccoglie l'assist di Capitan Calafiore e da pochi passi batte Di Martino per il gol dell'1-0 biancoazzurro. La risposta del Gela non si lascia attendere e al 12° il colpo di testa da parte di Brasile finisce di poco alto sopra la traversa. Prima dell'intervallo il Città di Sant'Agata prova a colpire su calcio piazzato il destro di Tiscione, trova però l'ottima parata del portiere Di Martino. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre con il raddoppio del Città di Sant'Agata quando Assenzio apparecchia per Iraci, che col destro infila nell'angolino più lontano il portiere Di Martino, facendo così Gela 0, Città di Sant'Agata 2 e gol numero 11 in campionato per Benedetto Iraci. Il Gela comunque non ci sta, prova subito a rispondere, reclama anche un calcio di rigore la formazione giallonera per un presunto fallo in aria su Tuccio. Il signor Orlandi lascia giocare. Poi il Città di Sant'Agata prova a chiudere definitivamente i conti. La conclusione di Tiscione trova però l'ottima risposta del portiere Di Martino. Nel finale il Gela viene fuori dal guscio, la punizione di Tomaino impegna il portiere Ferrara, che si supera e respinge il destro del numero 4 giallonero, ma l'estremo difensore biancoazzurro nulla può fare. Pochi minuti più tardi, quando lo stesso Tomaino con una perfetta punizione col destro infila all'incrocio dei pali il pallone che fissa il risultato sul definitivo 1-2. Prima del triplice fischio il Gela rimane anche in 10 uomini per l'espulsione operata dal signor Emanuele Orlandi di Siracusa al difensore del Gela Tuve per un fallo di reazione nei confronti del difensore bianco-azzurro Miano, e dunque un Gela che chiuderà con l'inferiorità numerica. Poi non succede più nulla, finisce dunque con la vittoria preziosissima del Città di Sant'Agata, che si conferma sul secondo gradino del podio a quota 46 punti, e adesso la formazione del presidente Ortoleva si prepara alla sfida di domenica al Fresina, quando arriverà il Giarre. Lo Sporting Palazzolo vince in casa 1-0 contro il Mascalucia San Pio X, soltanto una rete, la stiamo anche guardando in questo momento, però è anche vero che c'è aria di maretta all'interno della società. Adesso sentiamo proprio le dichiarazioni del presidente Cutrufo, intenzionato a lasciare Palazzolo. Oggi non poca gente, pochissima gente, quindi proprio oggi ho maturato l'idea che porterò questa squadra a fine stagione e lascerò Palazzolo, perché penso che il mio tempo è stato fatto a Palazzolo, ma puntualizzo che non è una fuga, ma è una cosa maturata negli anni, perché vedi, noi, prima mio fratello, poi io, noi abbiamo fatto sempre dei campionati entusiasmanti, belli, sempre messi lì, e abbiamo visto che Palazzolo sicuramente, e ne sono convinto, ha tantissime virtù, ma il calcio non gli interessa. Quindi io già in settimana mi sono riunito con dei ragazzi, perché sicuramente ci saranno, magari si farà una squadra di palazzolesi, ovviamente sarò sempre presente io, ma non in prima persona. Lascerò tutto quello che ho fatto fino ad oggi, perché quello che si vede qui allo stadio è tutto frutto dei miei sacrifici e della mia famiglia, ma veramente arrivare allo stadio e non vedere nessuno, io sono un tipo che, come si suol dire, sanguigno. Siamo arrivati alla frutta, mi dispiace questo, perché veramente le ho tentate tutte.
probabilmente non erano questi gli obiettivi del Palazzolo, sperava sicuramente di fare un campionato da vertice, le cose non sono andate per il verso giusto e adesso c'è anche un po' di scoraggiamento nei confronti del pubblico di Palazzolo che non segue moltissimo la squadra, come appunto detto il presidente Cutrufo. Giarre invece vittorioso 1-0 nei confronti del Carlentini, la solita rete di Simone Abate, bomber di razza. Sottolineiamo che domenica prossima ci sarà lo scontro al vertice tra Città di Sant'Agata e Giarre. E sentiamo adesso un'intervista realizzata al presidente del Carlentini, Gaetano Vinci, dopo la sconfitta al Comunale di Giarre. Sì, sicuramente oggi sapevamo che andavamo a incontrare una squadra di una grande caratura e così è stato. Noi abbiamo fatto un'ottima partita di contenimento e anche in fase propositiva. Chiaramente il Giarre è un'ottima squadra, ripeto, ben messa in campo con giocatori di valore. Noi abbiamo fatto una buona partita, non posso dire nulla ai miei ragazzi. E purtroppo sull'unica disattenzione che abbiamo avuto, tra l'altro quando eravamo anche per quei 10 minuti che eravamo in superiorità numerica, ci ha punito perché con il Giarre non si può abbassare sicuramente il livello di guardia. Ripeto, è stata l'unica ingenuità, l'unica vera occasione da gol loro, a parte altri tiri che sono stati ben neutralizzati. Abate, da gran giocatore qual è, non si è fatta scappare l'occasione, ripeto. Una direzione arbitrale che forse poteva essere gestita magari in maniera diversa, 2 espulsioni per parte, si è iniziato il secondo tempo in 10 e poi durante il corso della ripresa sono stati espulsi altri 2 giocatori, uno rispettivamente del Carlentino e del Giarre. Sì, diciamo non è nostro costume parlare degli arbitri, però diciamo che un po' gli è sfuggita un po' di mano questa gara, non era una gara cattiva, non era una gara in cui c'erano in campo scontri importanti, se non quelli regolari di gioco, però diciamo, ripeto, è successo qualcosa per cui ha dato queste innumerevoli espulsioni, 2 per parte, una dalla panchina degli avversari, ammonizioni. Insomma, secondo me era forse meglio gestibile questa gara. Saranno almeno 3 gli incontri interessanti che si disputeranno domenica prossima, su tutti il big match Città di Sant'Agata-Giarre. Per il Giarre sicuramente è una buona occasione per racimolare ulteriori punti per la zona playoff, da non sottovalutare neanche l'incontro Paternò-Real Siracusa-Belvedere. E adesso il punto, come al solito, di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, buon pomeriggio, un saluto a penalty, un saluto a gol del 78, la classica rubrica, no, che mi permette un po' di dare degli spunti a quello che poi è il campionato siciliano di eccellenza, quindi ai 2 gironi. Weekend che è come se fosse semplicemente passato, come se ci fosse stata un'onda anomala. Questa volta ha colpito il girone A di eccellenza, che di solito negli anni è stato quello che non ha mai perso nessuno per strada. Invece segnaliamo l'addio, quindi la cancellazione, la rinuncia della Cefaledium nel girone di ritorno, che qualche scompenso regolamentare lo lascia assolutamente vero e vivo. Il comunicato di qualche giorno fa che presagiva questa situazione, già la Cefaledium non si era presentata in Coppa, e è inutile criticare, è inutile additare a chi le responsabilità o meno, è successo e ne prendiamo atto. Nessuno degli inseguitori, se non la Sagantata Aldese, ha fatto il salto in avanti in classifica, comunque quasi appropriandosi della posizione playoff. Quindi grande lavoro di Sebi Catania quest'anno, veramente è arrivato in corsa e sta facendo un gran lavoro di coesione, soprattutto di grande convinzione e soprattutto di spogliatoio, perché dove non arrivi con l'organizzazione, con i giocatori, arrivi con la voglia di stare assieme. Quindi il lavoro di Sebi Catania oggi incide. E lo spareggio, quindi il testa, l'out-out per chi deve inseguire a Dattilo è finito a 0-0, né vinti né vincitori, però sempre le solite scaramucce di dichiarazioni. Dovremmo anche essere un po' più sereni a dire che è finita così, non hai fatto gol, non hai superato l'avversario né dall'uno né dall'altro lato, stop, pari e patta.
Dattilo fermata nel pareggio, quindi i 6 punti rimangono quelli, cioè quindi ancora si rimane comunque con la condizione di poter dire la stiamo inseguendo questa squadra. Il pareggio è sempre sintomatico quando giochi con un testacoda, magari sai che hai quello spareggio, quella Acragas Canicattì, quindi anche il Dattilo Noir entra in campo in modo diverso, senza rischiare o senza esagerare, quindi pari e patta, passa un'altra domenica, sempre 6 punti davanti. Dall'altro lato è diverso il girone B di eccellenza, qualcosa è successo sia nella zona alta che nella zona bassa. Perché? Soprattutto nella zona bassa c'è stata la vittoria della Cicatena, non con meno diciamo proclami negativi, un Settinelli, l'allenatore, che non le manda a dire, scrive un post pesantissimo sul suo profilo additando comportamenti non proprio sportivi e leali. Vince la Cicatena con il Ragusa che scende di uno scalino la posizione playoff, e la Cicatena si pone in una situazione in cui il playout, se dovesse essere oggi, lo fa in casa, quindi lo farebbe in casa, ma è ancora lunga, è molto materiale questo girone B di eccellenza, materiale sopra nella zona alta della classifica, sconfitta del Ragusa, pareggia il Rosolini nel derby aretuseo con Real Segusa Belvedere, quindi si scaglionano, si allungano un pochino le matasse, le maglie, e c'è una chiara idea di quello che sarà comunque a fine campionato. Aspettiamo semplicemente questo scontro diretto tra le due diciamo cacciatoperdiniere più forti, un Paternò imbattuto che gioca tra virgolette 9 minuti con la Teo Catania, un'altra situazione un po' che non stiamo lì a raccontare, a denigrare, a criticare, cioè ce lo stanno facendo mangiare, quindi lo stiamo mangiando, prendiamo una Malox ogni domenica e andiamo avanti, perché poi è così, non vorremmo fare pubblicità occulta, ma è così. E aspettiamo questo scontro diretto che succederà a breve per capire se il Sant'Agata dovrà fare mea culpa su quei 3 punti persi a tavolino, o se in effetti è il Paternò, imbattuto assolutamente in questo campionato, a dire che sono la squadra che deve andare in Serie D. La chiudo con il presidente del Palazzolo, Graziano Cutrufo, che ieri, dopo la vittoria sulla San Pio, dichiara ufficialmente che si staccherà dal Palazzolo città, dal Palazzolo comune o dal Palazzolo calcio. È la cosa che gli ho chiesto io, conoscendolo bene. Io vi porto questo feedback: uscire da Palazzolo per andare ad avere il Siracusa, quindi 2 campionati di eccellenza, il titolo dove andrà, se per caso rimane così? A Palazzolo l'eccellenza può anche starci, ma gli va bene anche una categoria inferiore, anche perché lo Scrofino l'anno prossimo ha bisogno di essere riaggiornato, quindi cambiano gli equilibri. Io ho chiesto a Graziano Cutrufo: non mi far perdere tempo, non mi far fare un titolo che poi non sarà. Ci vediamo ad Avola? Grazie Paolo, il tuo commento è sempre molto attento e preciso. I campionati di eccellenza sono sempre imprevedibili e lo stanno confermando anche in questa stagione. Ci fermiamo, amici di Penalty. Tra poco rientriamo in studio e parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione. Rientrati dopo la pubblicità, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda il martedì sera in diretta alle 21 sul canale 78 per Sicilia e Calabria di Gold 78. Adesso parliamo dei 4 gironi del campionato di promozione, subito il girone A.
questi risultati della sesta giornata di ritorno. Città di Casteldaccia batte Camarat 4-1, Dolce Onorio Folgore batte Città di San Vito Lo Capo 2-1, Albatros Lercara batte Unitas Sciacca 1-0, Bagheria batte Villabate 3-0, Casteltermini batte Nissa 3-0, Empedoclina Casteldaccia 1-1, Mazzarese.2 batte Gattopardo 3-1, Lascari Partinica Audace 1-1. Adesso è solo un punto di distacco tra Folgore Castelvetrano e Unitas Sciacca. Guardiamo la classifica. Unitas Sciacca 47 punti, Dolce Onorio Folgore 46, Casteltermini 45, Mazzarese.2 42, Albatros Lercara 38, 34 Empedoclina, 32 Casteldaccia, 28 Lascari, 26 punti Partinica Audace, 24 Città di San Vito Lo Capo e Nissa, 22 Bagheria, 21 Città di Casteldaccia, 16 Camarat, 14 Villabate, chiude la classifica il Gattopardo con 8 punti. Abbiamo dunque detto di questa Folgore Castelvetrano che racimola settimana dopo settimana punti nei confronti dell'Unitas Sciacca. Adesso parliamo del girone B. Cambio al vertice nel girone B del campionato di promozione, Igea 1946 che vince in casa, mentre purtroppo cade in casa l'Acquedolci. Guardiamo i risultati. Castelluccese batte Merì 2-1, Sinagra batte Stefanese 2-0, Due Torri batte Acquedolci 2-1, Igea 1946 batte Acquedolcese 5-0, Torrenovese e Profalcone 0-0, Nuova Rinascita Gioiosa 0-0, Rocca di Caprileone batte Gangi 2-1 ed infine Sant'Angiolese batte Super Giovane Castelbuono 3-1. Guardiamo la classifica, l'Igea 1946 solitaria in vetta con 52 punti, 49 Acquedolci, 43 Sant'Angiolese, 35 Due Torri, 33 Acquedolcese, 32 Sinagra e Rocca di Caprileone, 30 il Gangi, 27 per Castelluccese Gioiosa, 24 Nuova Rinascita, 21 Profalcone, 17 Merì e Torrenovese, 16 punti per Super Giovane Castelbuono, chiude la classifica la Stefanese con 13 punti. Ed iniziamo subito a vedere la vittoria fuori casa della Castelluccese 2-1 nei confronti del Merì. Firma l'impresa la Castelluccese che passa al Comunale Italia 90 di Merì con il punteggio di 2-1 e conquista di fatto l'ottava vittoria in campionato, la quarta fuori casa. Un successo importantissimo per i biancorossi di Castella di Lucio che si portano in classifica quota 27 punti a più 11 sulla zona playout, mentre per il Merì è la sesta sconfitta casalinga, la decima in campionato, un Merì che rimane in quart'ultima posizione con 17 punti. Ci prova subito la Castelluccese dopo 3 minuti con il piazzato di Cipolla. Rotella si salva con l'aiuto della traversa. La risposta del Merì 3 minuti più tardi con lo scatenato Mastroianni che fa tutto bene ma poi calcia sull'esterno della rete. Insiste ancora la formazione allenata da Felice Miceli, impalata fuori, carica il destro ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Passano 60 secondi ed è la Castelluccese a cercare la via del vantaggio. Milia dalla destra mette in aria per Santo Salerno che colpisce di testa, Rodella in tuffo blocca il suo tentativo. Poi al minuto 16 il Merì reclama un rigore su Mastroianni ma il direttore di gara lascia giocare. Così al 23esimo la Castelluccese passa in vantaggio con Santo Scarpinato che raccoglie l'assist di Salerno e col mancino supera Rotella, facendo così Merì 0 Castelluccese 1 e sesto centro in maglia biancorossa per l'esperto attaccante in maglia numero 11. Il Merì non ci sta e prova subito a pervenire al pareggio di Stefano, mette in aria per Impalà che da 2 passi manda incredibilmente alto sulla traversa. Bersaglio che il Merì non c'entra nemmeno pochi secondi più tardi con il mancino da parte di Mastroianni che viene deviato in corner. Ancora Mastroianni di testa, chiama alla parata il portiere Bologna che manda in angolo e dal successivo corner Impalà mette in aria con i calciatori meriensi che non riescono a trovare la rete dell'1-1. Prima dell'intervallo ancora
Meri che reclama un calcio di rigore su Mastroianni. Anche in questa circostanza l'arbitro lascia proseguire. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che si apre con il tentativo di Trimboli che trova la parata del portiere Bologna che manda sul palo, e poi la mischia che si risolve con un nulla di fatto. Ancora Mastroianni mette in area un pallone al bacio, nessuno riesce a deviare con la palla che finisce sul fondo. Poi Di Stefano dalla lunga distanza un tiro cross che per poco non sorprende il portiere Bologna, ma al 70° la Castelluccese va sul 2-0 con Giovanni Milia che da posizione defilata sorprende il portiere Rotella sul proprio palo e mette alle sue spalle la palla che vale il 2-0 per i biancorossi, mentre per Giovanni Milia è la quarta rete in campionato. Una Castelluccese che prova quindi a chiudere definitivamente la pratica meriense. Santo Salerno col destro chiama alla parata il portiere Rotella, poi però il Meri si riversa in avanti alla ricerca del gol che possa riaprire la partita, ma i tentativi dei ragazzi allenati da Felice Miceli non sortiscono l'effetto sperato con il portiere Bologna. Bravo sul tentativo di Mastroianni. Poi è Santo Salerno che sulla ripartenza cerca di andare a mettere il sigillo sulla gara. Il portiere Rotella con l'aiuto della difesa mette in angolo e dal successivo corner sforbiciata spettacolare di Santo Scarpinato che manda a fil di palo. Nel finale il Meri tenta il tutto per tutto. Di Stefano col mancino, c'è la deviazione del portiere con la palla che finisce in corner. Partita che vive nel finale di continui capovolgimenti di fronte. Santo Salerno ha sul destro la palla del 3-0, ma il portiere Rotella è attento e blocca in due tempi. L'occasionissima capita però pochi minuti più tardi a Santo Scarpinato che prima si fa ipnotizzare dal portiere, poi trova la respinta sulla linea di porta di Zambe, sulla ribattuta manda incredibilmente sul fondo, così dal gol sbagliato al gol subito passano pochi secondi perché il Meri mette a segno la rete dell'1-2 con il suo bomber Simone Mastroianni che col mancino sorprende sul primo palo il portiere Bologna per la rete che vale di fatto l'1-2. Non succede più nulla, finisce dunque così. 3 punti importantissimi per la Castelluccese che si porta al nono posto a quota 27 punti, mentre il Meri rimane a quota 17 in quart'ultima posizione. Al terzo posto di questo girone B del campionato di promozione troviamo la Sant'Angiolese che si è liberata con un perentorio 3-1 della super giovane Castelbuono. Si comincia, primo pallone per la super giovane gestito dalla retroguardia difensiva. Attenzione però al pasticcio della difesa della super giovane con Tranchida che alza lo sguardo, la mette in mezzo per Spinella ed è 1-0 per la Sant'Angiolese, una sentenza in casa. Francesco Spinella che al 14° porta in vantaggio la formazione di mister Ioppolo. Marino da questo punto di vista può sicuramente migliorare. Attenzione intanto alla super giovane in avanti con Gennaro, Marino sbaglia e poi arriva Di Salvo, è 1-1, non c'è carica. Adesso rivedremo nel nostro replay, ma anche qui l'incertezza di Marino. Un buon pallone per Restifo che va sul destro, pensa al tiro, Restifo! È un gol spettacolare quello di Restifo, mani alle orecchie, 2-1 e pubblico in visibilio. Sant'Angiolese 2, super giovane 1. Pallone in avanti, è buona l'idea per Tranchida, che controllo di Tranchida col sinistro, serve Restifo! E adesso è calcio spettacolo a Sant'Angelo, ancora Restifo, doppietta, però riflettori puntati tutti sullo stop di Agostino Tranchida. Fischia 3 volte Mattacerraso, non c'è storia al Caldarera, la Sant'Angiolese vince per 3-1 sulla super giovane. La partita tra Igea 1946 e Acqua Dolcese non ha avuto proprio storia, 5-0 netto per la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto. 11ª vittoria consecutiva dal Contres Barone per l'Igea 1946 che supera di slancio anche l'Acque Dolcese con il punteggio di 5-0 e vola solitaria in testa al girone B di promozione con 52 punti. Successo importantissimo per la formazione del presidente Stefano Barresi che di fatto stacca l'Acque Dolci, sconfitta in casa dal Due Tori e si issa solitaria in testa al campionato. Una gara che si apre con l'Acque Dolcese che ci prova dopo 2 minuti
minuti con il calcio di punizione di Bella Macina che centra la traversa. La risposta dell'Igea non si lascia attendere. Al 12° Mondello dalla sinistra mette in aria per la corrente genovese che conclude al volo. Il pallone finisce di poco alto sopra la traversa. Continua a spingere la compagine barcellonese. 3 minuti più tardi ci prova anche Aveni che carica il destro. La sua conclusione però finisce sull'esterno della rete. Il vantaggio arriva comunque al 29° quando Mondello col mancino pennella in aria per il colpo di testa di Aveni che anticipa tutti e mette alle spalle del portiere Matassa il pallone che di fatto spiana i suoi la strada verso la vittoria. Terzo centro in campionato per Aveni. Il gol galvanizza di fatto la formazione barcellonese. Gatto al 39° conclude da fuori area ma il suo tiro non inquadra il bersaglio. Con le nostre immagini siamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre con l'Igea sempre protagonista e al 51° Mondello dalla bandierina mette in mezzo per la corrente Tricamo che anticipa tutti e con un perfetto stacco di testa in tuffo manda alle spalle del portiere Matassa il pallone che vale il raddoppio per l'Igea e il suo terzo centro in campionato. Sul doppio vantaggio la formazione di Peppe Furnari continua a manovrare senza particolari problemi, così al 62° arriva anche la conclusione dal limite di Gatto che non centra la porta per questioni di centimetri. Insiste ancora la formazione padrona di casa, anche Bucolo dalla lunga distanza costringe ad un super intervento il portiere, ma al minuto 76 è Paludetti ad innescare il contropiede di Genovese che si presenta solo davanti a Matassa e col destro mette alle sue spalle il pallone che vale di fatto il 3-0 per l'Igea e il gol numero 16 in campionato. Genovese che si dimostra miglior realizzatore della formazione giallorossa. L'Igea non si ferma più e così 3 minuti più tardi arriva anche il gol del poker quando il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo di Regina su Paludetti. Dagli 11 metri si presenta lo stesso centravanti Marco Paludetti che va con la sua rincorsa breve e poi il destro che si insacca nell'angolino alla destra del portiere Matassa e quindi 4-0 per l'Igea e gol numero 14 in campionato per Marco Paludetti. E la saga dei gol la formazione igeana la chiude all'82° con Natale Gatto che riprende il perfetto assist di Mondello e da pochi passi non può sbagliare il gol che vale il 5-0 per i suoi, il suo quarto centro in campionato. Non succede più nulla, dunque finisce 5-0 per l'Igea 1946 che si issa solitaria in testa al girone B del campionato di promozione con 52 punti e allunga a +3 il suo vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l'Acquedolci. C'è bagarre dunque nella zona alta della classifica in questo girone B del campionato di promozione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, tenendo presente che ci saranno ancora da giocarsi gli scontri diretti. E passiamo adesso al girone C. Un girone C senza storie, l'Aci Sant'Antonio continua a vincere. Guardiamo il tabellino di questa 21esima giornata. Atletico Messina Messana 0-0, Gescal batte Palagonia 3-0, Ionica batte Città di Calatabbiano 1-0, Ciclope Bronte Sporting Taormina 1-1, Aci Sant'Antonio batte FC Motta 2-0, Real Aci batte Città di Misterbianco 3-0, Milazzo batte Villaggio Sant'Agata 6-1, Baldinisi batte Sporting Viagrande 4-0. In classifica la conferma, come abbiamo detto poc'anzi, dell'Aci Sant'Antonio, adesso in vetta con 57 punti, 45 per il Milazzo, 43 per la Ionica, 38 Sporting Taormina, 37 FC Motta, 36 Atletico Messina, 29 Città di Calatabbiano, 26 punti per il Real Aci, 23 Sporting Viagrande, 22 Gescal. Con 20 punti Ciclope Bronte, Messana e Palagonia, 19 per il Baldinisi, 17 per il Città di Misterbianco, chiude la classifica il Villaggio Sant'Agata con 10 punti. Ed iniziamo proprio dal Villaggio Sant'Agata. È andata male per la squadra catanese che torna da Milazzo purtroppo con una pesante sconfitta.
Tutto facile per l'SS Milazzo che al Marco Salmeri annienta il fanalino di coda Villaggio Sant'Agata di Catania e si conferma seconda forza del campionato con 45 punti. Terza vittoria di fila per i rossoblu guidati da Nico Caragliano, che mantengono comunque le 12 lunghezze di svantaggio dalla capolista Aci Sant'Antonio. Una gara che per la formazione mamertina non si mette bene, perché dopo 10 minuti a sorpresa passa in vantaggio il Villaggio Sant'Agata con Donzuso che raccoglie l'assist di Mirabella e col destro scavalca Scibilia per la rete del vantaggio ospite. Una gioia che dura appena 6 minuti, perché al 16esimo il Milazzo rimette le cose a posto con Rosario Rasà che dal limite carica il destro e mette il pallone alle spalle del portiere Marletta per l'1-1, il suo ottavo centro in campionato. Passano 4 minuti e il Milazzo va in vantaggio con Aloe che raccoglie la respinta dell'estremo catanese e da pochi passi non sbaglia il tap-in sotto misura. 2-1 per il Milazzo e quarto centro in campionato per Aloe. Passano altri 5 minuti e arriva anche il 3-1 dei mamertini, quando la signora Arcoleo concede il calcio di rigore per l'atterramento in aria di Aloe. Sul dischetto si presenta capitana Matinella che spiazza Marletta e fa così 3-1 e secondo centro in campionato per l'esperto difensore mamertino. Al 43esimo il Milazzo serve anche il poker con Genovese che imbuca in aria per Razak e col destro non perdona il portiere ospite. Dunque 4-1, doppietta personale per Razak, nono centro in campionato. Prima dell'intervallo c'è gloria anche per Paolo Genovese che mette a segno il suo gol personale su calcio di rigore per il penalty concesso dal fischietto palermitano per un fallo di mano dagli 11 metri. Paolo Genovese non sbaglia il 5-1 per i suoi e il suo quarto centro con la maglia rossoblu. Con le nostre immagini ci spostiamo subito nella ripresa e andiamo a vedere il gol che fissa il punteggio sul definitivo 6-1, quando al minuto 55 Sciliberto raccoglie l'assist di Fofana e col destro mette il pallone alle spalle del portiere Marletta per il gol del 6-1 e che gli vale come secondo centro in campionato. Non succede più nulla, finisce così. Milazzo che adesso si prepara alla delicata sfida di mercoledì a Siracusa per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Si partirà dall'1-1 maturato proprio qui al Marco Salmeri. Obiettivi diversi e soprattutto spiriti diversi nell'incontro tra Atletico Messina e Messana. Atletico Messina che cerca di agganciare la zona playoff, il Messana che cerca di evitare la zona playout. Vediamo allora i 22 scelti dai tecnici per affrontare questa sfida. 4-3-3 confermato in casa bianca-azzurra, la Fauci tra i pali, Gulletta, Morabido, Russo e Pantano in difesa, Quintoni, Mento e Fofanà a centrocampo, Princi, Lagorte e Giovanni De Marco il tridente offensivo. Risponde la Messana con Picciolo tra i pali, Iovine, Manzella, Crucitti e Angrisani in difesa, Fodi, Brancati e La Vecchia, Pintabona ad appoggiare la coppia offensiva, Maisano, Velardi. 180 secondi, prima chance offensiva con la Messana, il lancio di Pintabona, bello illuminante per Maisano, l'uscita ottima di La Fauci. Al quinto minuto déjà vu perché stavolta è Fofanà che prova a innescare la corte, il pallone però è troppo lungo, facile preda di Picciolo. Al 12esimo è Giovanni Iovine ad attivarsi sulla destra, riesce a prendere un po' di campo Iovine, prova a mettere in orizzontale per Pintabona, attenzione a Pintabona che passa, viene atterrato al limite, l'azione prosegue e viene fermato per fuorigioco Maisano, ma doveva essere assegnato qui il calcio di punizione alla Messana al 15esimo da Iovine, ancora per Maisano che illumina il gioco per Velardi, miracolo di La Fauci, prima chance clamorosa di questo match, non ce ne saranno molte, stavolta il portiere dell'Atletico Messina ha salvato i suoi al minuto 25, la coppia offensiva della Messana prova a sbaragliare la difesa dell'Atletico, qui è Maisano, deve rallentare, scarica per Velardi, attenzione a Michele Velardi, cerca spazio, Velardi riesce a prendere il fondo, Russo lo pressa, Velardi prova a mettere il pallone in mezzo, l'uscita di La Fauci che dà una strigliata ai suoi. Possiamo partire col film del secondo tempo, subito Messana a provarci, cross di Iovine, Maisano non ci arriva, Morabido riesce ad anticipare in qualche modo Velardi, poi proteste dal corner che ne segue perché Velardi mette in mezzo qui intervento di Lagorte, volevano il calcio di rigore sul colpo di testa di Iovine, non se la sente in questo caso il direttore di gara di fischiare nonostante le proteste di casa giallorossa. Occhio invece qui al pallone che arriva a Mento, bella in verticale l'idea per Lagorte, se la porta sul destro, colpisce così il numero 9, la manda alle stelle. L'Atletico Messina ha bisogno di una scossa, prova a darla a Giuseppe Quintoni, la sua
esperienza il suo mancino tra le braccia di Picciolo. Non ha fortuna l'ex Città di Messina con la numero 4, attacca alla Messana invece con Pintabona, partita sontuosa la sua, pallone per Manzella, in mezzo la Fauci, poi Velardi colpisce a botta sicura sul corpo di Pantano, non sa più che pesci prendere il portiere dell'Atletico, staffetta tra i gemelli De Marco invece in casa bianco-azzurra. E poi tantissime proteste per questo intervento di Gulletta su un calciatore della Messana in area di rigore. Si tratterebbe di Manzella in questo caso per il direttore di gara, e addirittura fallo in attacco, cambi per mister Bellinvia, dentro Gargiulo, dentro anche Bonanno, poi un calcio di munizione, siamo intorno all'80esimo, parte Quintoni col suo sinistro educatissimo che si schianta all'incrocio dei pali, stavolta Picciolo non avrebbe potuto arrivarci, ancora un calcio di munizione per l'Atletico, Quintoni mette dentro Morabido, alza troppo la mira con questo colpo di testa, scorre il cronometro, ci proverà anche la Messana in chiusura con la Vecchia che riceve, stoppa, conclude, la manda sul fondo, triplice fischio al Garden, amici della Wisport, né vinti né vincitori da Atletico Messina e Messana, finisce 0-0, ottima la compagine di mister Luca, da rivedere quella di mister Bellinvia, un cordiale saluto e alla prossima. Mantiene la terza posizione nel girone C del campionato di promozione. Parliamo della Ionica che ha vinto 1-0 nei confronti del Città di Calatabbiano. Ben trovati al Valerio Bacigalupo di Taormina, dove la Ionica ospita il Città di Calatabbiano, formazione Santa Teresina che ha vinto nell'ultimo turno per 3-0. Arbitra la partita il signor Paolo Losurdo della sezione di Messina, assistenti anch'essi della sezione peloridana Alberto Fiore e Marco Chiller. Subito Ionica a provarci, passano 6 minuti, c'è il lancio di Ninkovic sulla destra, Ortiz riesce a guadagnare l'area di rigore, mette subito dentro per Gagliardo, lo stop, il dribbling di Gagliardo, l'esterno, Vecchio fa un miracolo e tiene subito a galla i suoi al minuto 24. Alessio Savoca dalla sinistra cerca il dribbling, bravo a saltare il diretto avversario, ancora Alessio Savoca che poi sterza, mette con il sinistro per Ortiz che prova in spaccata, anticipato dalla difesa del Città di Calatabbiano al 31esimo dalla sinistra, sempre e solo la Ionica ad attaccare quando c'è qualche protesta da parte delle panchine. Giuseppe Savoca, serve Alessio Savoca a sinistro, Vecchio respinge il pallone però rimane lì, c'è una chance ancora per Max Gagliardo. Vecchio pare insuperabile in questo primo tempo, al minuto 42 si attiva anche il Città di Calatabbiano con Riccina che riesce a mettere dentro il pallone per Cannata, prova a girare l'ex di turno che però manda il pallone alto al 44esimo. Alessio Savoca riesce a servire per vie centrali Ninkovic, intuizione per Ortiz, attenzione Ortiz si allarga forse un po' troppo, prova a questo diagonale mancino, il pallone fa la barba al palo. Si conclude il primo tempo al Valerio Bacigalupo di Taormina, amici della Wisport, ancora 0-0 tra Ionica e Città di Calatabbiano, un po' di animi caldi prima del rientro negli spogliatoi, un primo tempo in cui la Ionica ci ha provato in più occasioni con Ortiz, con Gagliardo e ancora una volta con il bomber argentino con la numero 9 sulle spalle. Dall'altra parte il Città di Calatabbiano si sta aggrappando al proprio estremo difensore Vecchio. Possiamo partire col film del secondo tempo, amici della Wisport, al minuto 48 subito la Ionica, la rimessa laterale di Giuseppe Savoca che cerca al centro un compagno, una deviazione libera, ancora Ortiz al tiro, presa bassa sicura da parte del portiere avversario. Occhio all'azione della Ionica con il pallone di Ninkovic per Alessio Savoca, sul secondo palo c'è Max Gagliardo che ci prova, insuperabile il portiere del Città di Calatabbiano, ancora lui a fare i miracoli. Minuto 55 dal corner che ne segue, attenzione all'azione confusa nell'area di rigore del Città di Calatabbiano, vede un tocco con la mano il direttore di gara che ferma tutto, la Ionica ha sfiorato il vantaggio anche in questa occasione. Minuto 57, Città di Calatabbiano che si fa rivedere dall'altra parte con Cannata, il suo mancino sfiora la traversa difesa da Pontet. Al minuto 59 azione solitaria da parte di Alessio Savoca, l'arciere resiste alla carica, ancora Savoca, ancora Vecchio, l'ultimo baluardo a reggere agli attacchi della Ionica. Minuto 62 è Santitto nel Città di Calatabbiano a cercare di mettere un po' di pepe all'azione di mister Lovito, pallone dentro, il grande anticipo difensivo della Ionica e poi fallo in attacco. Ha salvato tutto nell'occasione Giuseppe Savoca, cambi, esce De Zan dentro Lombardo, 65esimo, ancora Ionica a cercare il gol del vantaggio. Alessio Savoca cerca questo mancino un po' troppo masticato, finisce sul fondo. Al minuto 68 invece è Scotti che può lanciare per Ortiz, occhio c'è spazio per la Ionica, Ortiz vede l'inserimento da parte di Scotti, il trequartista campano ci prova con questo mezzo pallonetto, non è una grande idea perché termina sul fondo. Al minuto 70 esce Alessio Savoca dentro Salimbeni, 72esimo, lancio perfetto da parte di Giuseppe Savoca proprio per il neoentrato Salimbeni a tu per tu con Vecchio, ancora Vecchio è insormontabile di fronte agli attacchi in Santa Teresini. Minuto 75 c'è un calcio d'angolo, Salimbeni in maniera furba lo batte veloce, il cross di Ninkovic, svetta Pablo Lucero, 1-0
1-0 della Ionica, al quarto d'ora dalla fine arriva il vantaggio della formazione di mister Costantino con il bomber goleador Pablo Lucero. Scatenati i giocatori in maglia giallo-rossa, ancora una rete di un difensore centrale, c'è un cambio, esce Scotti, entra Longo al 90°, esce Gagliardo, dentro Mattias Puglisi e poi, amici della Wii Sport, soltanto il triplice fischio. La Ionica vince con tanti meriti contro un Città di Calatabbiano che deve ringraziare il primo portiere vecchio per non essere uscita dal Valerio Bacigalupo con un passivo più pesante. Un cordiale saluto allora e alla prossima. Per chiudere questo girone C del campionato di promozione, guardiamoci adesso invece la vittoria netta, anche seppur con tante polemiche, dell'ACI Sant'Antonio 2-0 contro l'FC Motta. Un episodio che ha mandato su tutte le furie il Motta, polemiche e veleni arbitrali sui titoli di coda della giornata 6 di ritorno in promozione girone C. Sullo 0-1 per l'ACI Sant'Antonio, minuto 41 della ripresa, punizione di Luca, dritta sul secondo palo, Coniglio la intercetta di testa, danza la sfera beffardamente sino a quando Orofino la allontana e gol per tutti tranne per l'arbitro Longo di Catania e soprattutto per l'assistente Rubino che in linea con la porta nega la gioia del pari al Motta. Proteste a seguito delle quali ne fa le spese Coniglio, espulso in un finale arroventato. Pallone che probabilmente entra già prima di impennarsi ed essere respinta dentro la porta in maniera vistosa. Certo, episodi arbitrali come nel calcio ne succedono a ripetizione, ma Motta, che in maniera giustificata si è sentito defraudato di un pareggio che sarebbe stato importante in ottica d'alta classifica. Vince l'ACI Sant'Antonio 2-0 come all'andata. Biancorossi che rimangono dentro i playoff e ai quali non si può rimproverare nulla per impegno e volontà di fronte a un inarrestabile avversario che attende solo la matematica per saltare in eccellenza. Episodio contestato, non l'unico, come dirà il tecnico Vittorio Iemma a fine gara, perché se ha inciso sul risultato quel che abbiamo visto in apertura del nostro servizio, altre due decisioni arbitrali hanno esasperato una gara sostanzialmente equilibrata. Per esempio il vantaggio degli ospiti firmato da Aleo al minuto 26, probabilmente viziato da un braccio dello stesso autore del gol nel momento della corsa verso lo 0-1. 0-1 di un primo tempo in cui un contestato fuorigioco segnalato su Montalto ha fatto capire il tutt'altro che brillante stato di forma della terna arbitrale designata per la gara di oggi. Nella fattispecie il primo assistente di linea San Filippo, segnalazione discutibile la sua. Primo tempo che sul parziale ancora reti bianche ha visto prima una ACI Sant'Antonio vicino al vantaggio proprio con Aleo provvidenziale da Bascio nel salvataggio e poi un Motta decisamente reattivo quando una manovra iniziata da Amore, proseguita da Regalino e quindi da Montalto ha consegnato a Garozzo un pallone d'oro con annessa conclusione da dimenticare. Quindi il Motta ci ha provato per vie centrali sull'asse Basile-Garozzo, non colto l'attimo fuggente per impattare da parte di quest'ultimo. E ancora Nicolosi per Garozzo, assist per Luca che trova lo spazio al limite dell'area di rigore, va a sbarbare il palo con questa conclusione. Iemma si gioca la carta Platania al rientro in campo, fuori Romano, e gara che prosegue sugli stessi canoni. Garozzo oggi in lotta continua con la porta della capolista, ha di che rammaricarsi. Tentativo da corner, Luca, Regalino, Luca, pallone sul secondo palo, un po' lungo per tutti. Regalino che lascia il campo per Maisano al minuto 18 e il Motta ricomincia sempre dai calci da fermo, sempre con Federico Luca. Corner e proteste di Amore per questo possibile contatto in aria. L'arbitro Longo lascia proseguire e la volta poi di Maisano, pallone nella mischia, batti e ribatti, Nicolosi conclude troppo alto. Luca quindi innesca Montalto, anticipo decisivo in corner di un ACI Sant'Antonio alla difensiva. Assalti incessanti che vedono alla proposizione anche Coniglio, senza gli esiti sperati questo tentativo, così come questo tiro di Garozzo bloccato poco dopo da Gulisano. Intanto Barberi prova a dare ulteriore linfa all'attacco, esce Montalto, si giunge così all'episodio contestato del gol fantasma quando il cronometro segna 4 minuti alla fine. Dall'altra parte ACI vicino al raddoppio sulle ali del contropiede, prima con Borzi fermato da Tabascio e poi con Sinatra che sciupa lo 0-2. Raddoppio solo anticipato di una manciata di minuti al 94. Luca in stato di confusione a centrocampo, dà il là al fiocco sulla partita, segna Sinatra e il resto al triplice fischio finisce in polemica sulla strada degli spogliatoi. Il Motta non vince in casa da dicembre, all'orizzonte la trasferta con la Messana, in ottima forma nel viatico della permanenza.
Non c'è bagarre per il primo posto, AC Sant'Antonio ormai probabilmente che vola sempre più deciso verso il campionato di eccellenza, invece c'è bagarre per quanto riguarda tutta la griglia dei playoff. Vedremo cosa succederà a partire dalle prossime settimane. E adesso parliamo del girone D. Una domenica di sorprese perché finalmente il Siracusa corona il suo sogno, raggiunge la vetta solitaria appunto nel campionato di promozione Girone D. Guardiamo il tabellino. Floridia batte Don Bosco 2000 1-0, RG batte Armerina 1-0, Modica Calcio batte Caltagirone 2-1, pareggio tra San Paolo Priolo e Atletico Scicli 3-3, vittoria del Siracusa 3-2 a Frigentini, vittoria della Leonfortese contro il Mega Ragusta 2-0. Vince fuori casa il Pozzallo 5-1 nei confronti dello Sporting Eubea. Ed infine Virtus Ispica batte Città di Comiso 2-1. Guardiamo la classifica, conferma dunque per il Siracusa che adesso è solitario in vetta con 44 punti, sotto di un punto abbiamo il Pozzallo ed il Mega Ragusta appunto con 43 punti. 38 per il Caltagirone, 35 Modica Calcio, 33 Floridia, 32 Virtus Ispica, 30 per il Città di Comiso, 28 Sporting Eubea, 27 Leonfortese, 24 Frigentini, 22 RG, 20 Atletico Scicli, 19 Armerina, 13 punti Don Bosco 2000, chiude la classifica il San Paolo Priolo con 9 punti. A fine partita abbiamo sentito l'allenatore del Siracusa, attualmente primo in classifica in questo girone D del campionato di promozione. Sicuramente siamo contentissimi per la vittoria, è stata una partita veramente dura, abbiamo subito gol con un tiro da fuori aria, ma siamo stati bravi a pareggiarla. Poi abbiamo subito il gol dello svantaggio di nuovo il 2-1. Abbiamo fatto un cambio, ho messo 2 attaccanti più 2 esterni larghi, abbiamo cambiato modo di giocare e siamo stati bravissimi a fare altri 2 gol per vincere la partita. Comunque adesso abbiamo raggiunto la vetta, siamo stati bravi in queste ultime partite e adesso dobbiamo altrettanto essere bravi a mantenere questa posizione. Sappiamo benissimo che ogni partita per noi è una finale. Vi ho detto oggi ai ragazzi che avevamo 10 finali da giocare, adesso ne sono rimaste 9. In questo momento ci godiamo questa vittoria, già da domani pensiamo alla partita col Milazzo mercoledì perché superare il turno di Coppa Italia è importantissimo per noi, per andare avanti. In bocca al lupo dunque alla squadra di Scifo, certamente sia il Megara che il Pozzallo non molleranno facilmente, pertanto vedremo e siamo molto curiosi di conoscere poi alla fine chi vincerà appunto questo ingarbugliato girone D del campionato di promozione. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro ennesimo spazio pubblicitario, rientreremo e chiuderemo con i 7 gironi del campionato di prima categoria. E il vincitore per la categoria bullismo è Luca! Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. Gli insegnanti che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori che mi hanno insegnato a farmi rispettare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe, così potrai venire anche tu.
Ultimo segmento della nostra trasmissione, siete naturalmente con penalty, parliamo adesso di prima categoria, subito i risultati del girone A. Castellammare batte Valderice 2-1, Fulgatore batte Altofonte 4-1, Città di Cinisi batte San Giorgio Piana 3-0, Erice Borgocià Real Menfi 1-1, Città di Carini batte Giardinellese 1-0, Gibellina batte il Carenze 1-0, ha riposato il Balestrate. In vetta, come potete vedere dalla classifica, abbiamo il Fulgatore con 45 punti, segue l'Iccarense e il Città di Carini con 35. Nel girone B non si ferma la marcia trionfale della Resultana, vincente anche questa settimana. Guardiamo i risultati. Palermo Calcio Popolare batte Cerda Giuseppe Macina 3-0, Città di Petralia Soprana batte Calcio Rangers 1-0, Città di Castellana batte Real Trabia 2-1, Città di Petralia Soprana batte Real Casale 6-2, Valle d'Olmo batte Real Suttana 1-0, Resultana batte Rocca Palumba 2-0, ha riposato lo Sporting Termini. 11 punti di distacco nei confronti dello Sporting Termini, probabilmente a questo punto la squadra di Resultana ha già la promozione in tasca. E adesso parliamo del girone C. Eccoli qui i risultati. Futura batte Nasitana 1-0, Città di Galati batte Furna di Portorosa 2-1, Aquila batte Città di Mestretta 2-0, Umbertina batte Pro Tonnarella 2-1, San Fratello batte Rodi Milici 2-0, Rosmarino batte Stefano Catania 4-2, Sfarandina batte Tresse Calcio Brolo 2-1. Vittoria fuori casa dunque del San Fratello, che continua ad essere leader in questo girone C del campionato di prima categoria. Guardiamo il servizio. È una sfida che nessuna delle due squadre può sbagliare, 90 minuti che mettono in palio 3 punti importantissimi per la conquista dei rispettivi obiettivi. Vincere oggi potrebbe significare per una squadra allontanarsi dalla zona calda della classifica, per l'altra invece confermarsi in testa al campionato. Dallo stadio comunale Iarrisi, Rodi Milici, San Fratello per la 19ª giornata, la sesta di ritorno del campionato di prima categoria, girone C. Tutto pronto, partiti proprio in questo istante, come dicevamo, il primo pallone giocato dai neroverdi. Intanto seguiamo ancora il San Fratello che è già andato alla conclusione con Carbonetto, si è disteso Salvatore Torre, ha messo in calcio d'angolo dopo 23 secondi, San Fratello già vicino al gol del vantaggio come abbiamo visto. E quindi seguiamo anche il primo angolo della partita, buon tempo col destro sul primo palo per il colpo di testa vincente di Delfio Calabrese, neanche un minuto sul cronometro, cambia già il parziale allo stadio comunale Iarrisi, quindi può gioire il San Fratello che ha messo la gara in discesa con appunto Delfio Calabrese, sempre più bomber e capocannoniere del campionato con 18 centri. Rodi che sta cercando di rimettere le cose a posto, svantaggio a freddo dopo nemmeno un minuto sul cronometro. Intanto il calcio d'angolo battuto, la palla che va a colpire probabilmente il palo, c'è anche una deviazione. La mette in area di rigore, c'è la difesa del San Fratello che spazza, Lucas Fazio di testa, poi Gambera prova la conclusione col destro, pallone che finisce largo, il controllo di Rachipi che poi lascia spazio al contropiede del Rodi Milici, Motta in area di rigore, c'è l'intervento da parte di Drago provvidenziale, Lucas Fazio può impostare. Prova lo scambio con Puglisi, di prima la gira verso gli attaccanti, Francesco Motta si è liberato molto bene di Rachipi, al limite dell'area di rigore prova la botta col destro, tiro da dimenticare del numero 17. San Fratello che attacca sulla corsia Mancina, Mangione entra in area di rigore, va sul mancino, poi la mette in aria, c'è Carbonetto, la conclusione col sinistro, pallone di un soffio al lato, Carbonetto era riuscito a disimpegnarsi molto bene in area di rigore del Rodice, anche Delfio Calabrese, ancora Delfio Calabrese col destro, il pallone in rete, il raddoppio del San Fratello, 2-0 per i neroverdi, cambia ancora il parziale, Delfio Calabrese non perdona, appena entrato in area di rigore è riuscito col destro a mettere la palla alle spalle del portiere Salvatore Torre, quindi doppietta personale, 19° centro in campionato per il capitano e capocannoniere Delfio Calabrese. Già che buon tempo va col destro a cercare la velocità di Carbonetto che è in posizione regolare, Carbonetto col sinistro, la mette nell'area di rigore per Delfio Calabrese che ha avuto la palla del 3-0 per i neroverdi. Ancora il San Fratello che attacca, Margot per Carbonetto che prova a puntare il suo diretto marcatore, ancora Carbonetto, va sul fondo, la mette al centro, c'è la deviazione comunque del portiere.
Intanto c'è il colpo di testa da parte di Drago che sfiora il palo. Rodi Milici che intanto prova ad attaccare Gabriele Torre, spalle alla porta, si gira e calcia. Intanto finisce giù Gabriele Torre, reclama il penalty, ma il signor Musumeci non è stato dello stesso avviso. Lucas Fazio pronto col destro, pallone che arriva dalle parti di Trifilo, stacca di testa il numero 5 con la palla però che non inquadra lo specchio della porta. Pallone che arriva dalle parti di Carbonetto, il colpo di testa, la parata del portiere Salvatore Torre. Proprio un muro i 4 difensori del San Fratello. Ecco Carbonetto che sbaglia clamorosamente a tu per tu con Torre. Punizione affidata a Jack Bontempo, parte col destro direttamente verso lo specchio della porta. L'intervento da parte di Salvatore Torre. Mangione nel cerchio di centrocampo proprio per Bontempo che prova ad imbeccare subito Marino che va già in area di rigore, ancora Marino, la conclusione di Marino e il pallone che attraversa lo specchio della porta e alla fine viene controllato da Grasso, ancora Delfio Calabrese, entra in area, se la porta sul mancino, la conclusione che però non è proprio delle migliori, il Rodì che non è riuscito a rientrare in partita anche se ancora la gara non è finita. Adesso clamorosa uscita a vuoto da parte di Versaci, quasi sulla linea di porta ha salvato Salanitro. Ci sarà un altro corner proprio per i rossoblù, già battuto il cross da parte di Samuele Torre per Grasso che conclude verso lo specchio della porta, la super parata del portiere Versaci e poi il pallone che si alza a campanile, la traversa ancora Puglisi, poi col mancino. Ha già guardato il cronometro il signor Musumeci, è scaduto anche il sesto di recupero, fischietto alla bocca, triplice fischio e dunque finisce qui, vince il San Fratello per 2-0, ha deciso la sfida della Iarrisi, la doppietta di Delfio Calabrese che come abbiamo detto rimane capocannoniere del campionato con 19 centri. San Fratello dunque che rimane primo in classifica con 46 punti, alle sue spalle la Sfarandina con 45. Tre squadre racchiuse in 3 punti, l'Aquila a 43, la Sfarandina a 45, San Fratello 46, eccola qui la classifica, probabilmente tutto aperto con il San Fratello leggermente favorito. Guardiamo il tabellino del girone D, eccoli qui i risultati. Duili 81 batte Juvelina 1958 4-2, Nuova Azzurra batte Monforte San Giorgio 6-1, Fiume di Nisi batte PGS Luce 2-0, Robur batte Academy San Filippo 2-1, Castelvecchio Siculo batte Saponara 3-1, Sant'Alessio batte Real Sud Nino di Blasi 2-0, la partita Orsa Promosport e Promende è stata rinviata al 15 febbraio. In classifica c'è la conferma della Nuova Azzurra, eccola qui, 44 punti con i 40 del Duilia e i 39 del Promende. Tutto aperto anche nel girone E tra Belpasso FC e Calcio Belpasso. Guardiamo il tabellino dei risultati di questa giornata, la 19esima. Mascalucia batte Giardini Naxos 3-2, Città di Catania batte Atletico Mascalucia 2-1, Belpasso FC batte Pedara Calcio 2-0, Calcio Belpasso batte Castel di Judica 7-0, Leo Soccer perde in casa con l'Aci Bonaccorsi per 3-1, RSC Riposto Militello Val di Catania 0-0, vittoria fuori casa del Riposto Calcio a Zafferana per 1-0. In classifica succede poco rispetto a 7 giorni fa, eccola qui la classifica, Belpasso FC 48, 47 Belpasso Calcio, con 41 Aci Bonaccorsi e Militello Val di Catania, con 40 RSC Riposto e poi a seguire via via tutte le altre. Guardiamoci il servizio di Giuseppe Signorino, pareggio tra RSC Riposto e Militello Val di Catania. RSC Militello alla sesta di ritorno, un altro big match, aria di alta classifica al Luigi Averna. La Russo Sebastiano ha ripreso la marcia vincendo col Pedara dopo 180 minuti dall'esiguo bottino contro Belpasso e Aci Bonaccorsi. Adesso a -6 dal vertice l'obiettivo è evitare possibili fughe delle battistrada belpassesi prima di 2 settimane di pausa del campionato di prima categoria. Da destra per Bonomo, il passaggio, poi c'è una protesta per un intervento con le mani
Materiale per la nostra moviola, proteste da parte del pubblico, si prosegue, dice Motta 10 Reale. Fisichella al limite, lo fa girare, se lo sistema sul destro Fisichella. Pallone che finisce sul fondo. Non passa, viene respinto a breve distanza, ci prova adesso Messina, la conclusione di Messina, il pallone che finisce alto di poco. Ma si riparte ancora da Antonio Messina per via centrali, pallone in mezzo, Dumitrascu! Spinto in aria. Antonio Messina, poi Davide Messina che sale a sinistra, appoggio su Sciuto, parte il cross da parte di Sciuto, il colpo di testa di Dumitrascu ed è 1-0 per la Russo, il vantaggio dell'RSC, il gol di Dumitrascu, ma attenzione, proteste nei confronti dell'arbitro. Cosa ha segnalato l'arbitro? Una possibile posizione irregolare di Dumitrascu, davvero da rivedere questo episodio, da rivedere. Si libera di un avversario, Dumitrascu si sgancia a Bonomo, pallone verso il centro, Dumitrascu poi arriva alla conclusione di Sciuto, alle spalle degli attaccanti e pallone sul fondo, con veemenza la conclusione verso la porta di Cannata, non ha centrato il bersaglio per poco. Vicino al calcio d'angolo Grillo, poi Fisichella, giù Fisichella, ammonizione per lui, per simulazione. Sciuto batte la punizione, il pallone che spiova in area di rigore, c'è un colpo di testa da parte di Peppe Rasà, il pallone che finisce sul fondo. Sciuto, Messina, Dumitrascu, l'ha girata il pallone sul fondo. Pallone ancora per Arcidiacono, attenzione, la conclusione di Arcidiacono, Cisterna, non si fa sorprendere sotto la traversa. Fisichella che va alla battuta di questo calcio di punizione, il pallone che spiava in area di rigore, poi c'è un colpo di testa tentato da un giocatore del Militello, poi Musà, attenzione a Musà che lascia l'incarico a Bufardeci di avviarsi verso la porta, gol annullato, ma posizione già irregolare fischiata nei confronti del Militello, dunque non si tratta nemmeno di gol annullato. Rimessa da parte di Cannata, pallone che finisce dalle parti di Arcidiacono e finisce qui. RSC e Militello 0-0, si conclude con questo risultato. Big match qui al Luigi Averna di Torre Archirafi, valido per la 6ª giornata di ritorno. Il girone E sarà probabilmente un discorso solo tra le due squadre di Belpasso. Certamente ancora è lungo il campionato, quindi vedremo cosa succederà. E passiamo adesso al girone F, subito i risultati. Percicli batte Città di Canicattini 3-1, Mazzarone Calcio batte Santa Lucia 2-0, Atletico Santa Croce batte Pachino 2-1, Città di Francofonte e Città di Chiaramonte 3-3, Portopalo Vizzini 1-1. Hanno riposato Rinascita Netina e Pro Ragusa. In classifica, se ce ne fosse ancora bisogno, la guardiamo lo stesso, però abbiamo la conferma in testa del Mazzarone con 49 punti, 10 punti di distacco nei confronti della squadra del Percicli. Ultimo girone del campionato di prima categoria, il girone G, i risultati di questa 6ª giornata di ritorno. Atletico Favara, Atletico Gorgonia 1-1. Città di Caltanissetta batte Branciforti 1-0, Gemini batte Libertas 2010 3-2, Master Pro Calcio batte Barrese 3-1, Ravanusa batte Villarosa 1-0, Sant'Anna Enna batte Agira 3-2, Nicosia perde in casa contro il Raffadali per 1-0. Finisce dunque in parità lo scontro tra Atletico Favara e Atletico Gorgonia. Guardiamo la classifica, entrambe sono altissime con 45 e 44 punti, a 42 c'è il Raffadali, però sottolineiamo che l'Atletico Gorgonia deve ancora recuperare una partita. E con questo tabellino riguardante l'ultimo girone in questione del campionato di prima categoria abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, in onda qui su Gold 78 il martedì sera in prima serata alle 21. Vi rinnoviamo l'appuntamento naturalmente a fra 7 giorni. Grazie a tutti. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza, tra genio e follia c'è poca differenza.
hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, un musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se c'è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede chi è che ha fede e chi riesce a vincere anche senza te. Quando ero piccolo qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino.